progetto è sempre quello di collaborare con la comunità di Belluno nell'aprire gli impianti del Nevegal. Certo, fa parte di questo progetto, non è più il progetto di acquisizione dell'impianto assieme al comune in una società mista, ma è diventato un progetto molto più bello, secondo me, in cui il comune si appropria degli impianti. Non è più il progetto della prima ora, quello sul quale il comune di Belluno aveva scommesso. Sfumata l'ipotesi di creare una NewCo per la gestione degli impianti del Nevegal, dallo scorso dicembre la strada per il rilancio del Colle è tornata ad essere puntellata di nuove difficoltà. Unifarco, con i suoi vertici Ernesto Riva e Massimo Slaviero, non ha intenzione di mollare la presa. Ogni anno, spiega Slaviero, con il 5 per 1000 del nostro fatturato sosteniamo le attività sociali del nostro territorio. Contribuire alla rinascita del Nevegal è un impegno che vogliamo onorare. L'Unifarco farà una gara per partecipare alla gestione di questi impianti migliorati. Già la provincia e la regione hanno promesso degli interventi importanti per migliorare la struttura. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, iniziavano i colloqui con Palazzo Rosso. Il lancio della NewCo era atteso per l'autunno, secondo i tempi previsti dal privato. Ho già la squadra fatta, quindi da un punto di vista come privato mi sento di sostenere questa tesi. Il pubblico purtroppo, io non posso entrare nel merito, ma ha dei tempi veramente biblici, rischiamo di morire tutte e due volte. Ma se ancora non si sa chi gestirà gli impianti del Nevegal, di oggi è invece la notizia dell'assegnazione al Consorzio Dolomiti Prealpi delle attività di informazione e promozione turistica dell'Infopoint del Colle e dello Yacht di Piazza Duomo. Per l'apertura dei 2 uffici bisognerà attendere qualche giorno per il completamento delle procedure di organizzazione e sanificazione dei locali.